Un saluto cordiale agli amici dal Fogolar Civic e dal Fogolar Politic Europa Aquileiensis per queste giornate che ha veduto il Consiglio Comunale di Udin darsi ad un per riguardare la figura del patron civile de città, il patriarche Beltram. E allora qui bisogna momento fare un po' di storie. Un po' di storia che non va a massa in daur. Sicuro il patriarca Beltram è una figura medievale, il principe medievale dal patriarcato di Aquilè, politica, ma Fevelin di una storia che è ben più recente, che è dai nostri steams, letta al 2001, la città di Udin, sburtata di no altris, sburtata di questo movimento culturale civista che vuoi si luclama e fogolar civic, ma che ai teams portava in ons dall'Accademia dal Friul e altris. Queste figure dal patriarca Beltram è diventate o tornate a diventare una figura attuale, una necessità, diciamo così, un simbolo sociale dal DDV. E allora, appunto, dal 2001 si arrivasse a far votare al Consiglio Comunale di Udin queste figure come patron laiche. La città di Udin è l'unica città di tutto il mondo cattolica, aveva oltre a una cubia in che scassa, in vindoi, di patrons religiosi, no? Sans Macore Fortunata, Macore Fortunata, aveva anche un patron laic. E ma perché tutto questo? Ma perché voi le religioni si dividono, lì che una volta la religione univa, perché la più parte delle persone si erano leadis a che i stessi religioni, anche perché la religione era imponuta, no? Dai secoli passati, e voi le religioni a dividono la int, non le unissero, oppure la unissero a gruppi, la unissero a troppi. E però i patrons una volta avevano questa funzione di unire. E allora il discorso, il ragionamento lì era buono, ma allora proviamo a pensare dai patrons laics, che vanno in di là dai confini delle religioni e che diventino un'ecole per unire la int a 14 principi, a 14 certi robis che la int e può di riconoscersi anche passanti i confini des crodincis e des religioni. Allora qua il principi, se no che il specific di una democrazia, per esempio, di una comunità di liende, di storie, ma anche di liende, partecipante, in qualche maniera, parone di sé, che tenestre città di Udin aveva la sua espressione massime te assemblee dal RENC. Il RENC era l'assemblea dei cittadini di Udin, dove che tutti i cittadini avevano diritto, senza nessuna distinzione, avevano diritto di proponi e di votare, dunque duce che voi non vin. Duce che voi non vin, lo avevi in epoca medievale, duce che voi non vin, lo avevi in epoca medievale, e tal ben e tal mal, ma anche scassa chi, tal ben, voi si favele tanta di partecipazione, però che i caffevelli in tanti spesse non sanno neanche di ciò che si tratta. No? Chiappin il cas, per un esempio, dal Sindi di Udin e di amministrazione comunale di Udin, che fa vele di partecipazione popolare, di democrazia diretta, e dopo tira fuori che fa i consigli di quartiere votare delle associazioni. Allora che noi è democrazia diretta, che noi è partecipazione, che è una bufole, no? È un non chiariato intorno di una roba che noi spietta, che non, ecco. Allora la figura di questo patron laic, di questo patron secolare, aveva la funzione di rispondere a una necessità dal DDV, che è di tirare fuori scusi
anche di tirarli fuori da storie, di tirarli fuori da storie che lo di farli diventare l'idris selettivi, l'idris che un al sielci, l'idris che nasce in de volontà, no? Di una discendenza, di un'origine e via davanti, ma l'idris ideals, in che caso l'ideal de democrazia, di un udin democratic, partecipante, di democrazie dirette, l'idea di un udin dai quartiers, sulla che quartiers a conti, ecco la figura del patriarca Beltrame, il patriarca della partecipazione, il patriarca dai quintiers, no? Era in cinque originaris, il patriarca dai quintiers, l'attenzione allora alla partecipazione articolata tal territorio, al rispetto delle particolarità, ecco, al rispetto delle identità locali e disaressa anche di frazioni in un certo senso, perché così sono diventati i borgs, erano diventati appunto i borgs, le svillis che sono diventati borgs di Udin ai teams proprio dal patriarca Beltrame. Ecco, allora la faloppe non sa me a novatris di voi. Il comune di Udin, il comune di Dettoni, all'acclamato a memoria in consiglio comunale il patriarca Beltrame, ma una persona, la professoressa, la dottoressa Beatrice Bertone, direttore del Museo del Domo, che dei battaglie di designs popolare, sociale, che ha portato al 2001 il patriarca Beltrame a diventare il patrono civile di Udin, non sa nulla, non ha partecipato, non ha condividuto, e non ha condividuto prima e non ha condividuto dopo. Ne figure che è dal tutto estranee a che letture sociali, civiche soprattutto, che ha portato alla proclamazione di Beltrame patrono civile. Ecco. Allora, queste robe sono state fatte a queste. Bertone ha favelato di arte, ha favelato di vita del patriarca Beltrame, ha favelato di arte, ha favelato di situazioni, dal contesto storico e vendevante, ma non ha favelato dal Beltrame civic di voi, dal Beltrame contemporaneo, dal Beltrame dopo morte Beltrame, dal Beltrame dal di voi, dai cittadini di Udin di voi, o miglior, di che parte, picciole, de cittadinanza di Udin che può clamarsi a buon titolo, che può clamarsi con buon titolo società civile, società culturale, con una soccusiense, e che viot in queste figure, portando in davanti di lunghi secoli, celebrate di lunghi secoli, dai storici, da intellettuali, dai scrittori come una figura di riferimento a storie di democrazia, di partecipazione a Udin, ecco, queste figure non altris che le viodin in queste forme e che si sono imbattuti perché dal 2001 queste figure fossero riconosciute, queste figure non partengono alla competenze storiche delle dottoresse Bertone. E qui che le acclamate, e beh, forse le acclamate anche proprio perché. Perché se alle stesse comuni che al confronto la partecipazione popolare, cui quartiers e les des associazioni, e beh, un comune del genere è chiaro che ha ridotto la figura del patriarca Beltrame a una figura storica lontana e biele che ha i suoi riferimenti importanti, anche riferimenti importanti in tal di voi, ma che non toccano in buone sostanze gli aspetti che di fatto non sono stati nominati de culture e de dignità civiche dal cittadino di Udin. E allora chi ammerette allora invece un riguardo la passata assessore a istruzione
dal Comune di Udin, so dal sindaco Fontanini, che non la fa sicuro di miglior di che de Toni, non la fa sicuro di miglior, l'ha chiamato Floramo l'anno passato, Floramo bravissimo, studioso, anche sulla figura del patriarca Beltrame, ma un altro che non l'ha partecipato, che non l'ha condividuto, che non l'ha avuto una parte, che non sa, c'è che è stata la battaglia pal patron civile. La battaglia pal patron civile che è stata una battaglia per l'Avigny, per dare alla int un simbolo tal presente e tal Avigny, per avere un l'idris comune anche su tan differenze, so venendo di tanti sbandi differenti, e però un l'idris comune ideale a 14 valori non si fa scomodo perché può dare un'inus e può dare fanno sentire popoli. Ecco. Allora, ecco, Nanti Fontanin non l'ha fatta il so, però anche Quintri di Fontanin in un certo senso, e Quintri da so potentissimo assessore alla cultura di in che volta, l'assessor Cigolot, che questi robis alla Cirù di Evitalis, che argoments alla Cirù di Evitaiu, ecco, la professoressa Marioni invece è stata leal, oneste, viars de storie civiche, de società civiche, de società culturale che si è battuta per dis e disins, per portare in avanti queste idee che un patron laic al po' unito al vue, c'è che una volta il patron religioso all'unive. Ecco, una idea, una possibilità, un esperimento. Se Udin è appunto l'unica città del mondo cattolica aveva un patron laico, oltre che religioso, insomma, questo al Varabendi vuole di Alche, benché l'Alche non è venuto fuori dai discorsi di Bertone e non è venuto fuori sotto di questo comune che no di miglior di quel di prima, no di miglior di quel di prima, non sa evidentemente c'è che vuol dire partecipazione e non sa neanche la storia di partecipazione a Udin e la liende di partecipazione a Udin che sicuro si chiama Beltrame, il patriarca di Aquilee, benefattor, patron, paladin de democrazie partecipate. Così, in che epoche lontanis, dove che i cittadini di Udin, appunto, però potevano differenti voi, proponi e votare, a manco una volta ad anno. Ecco. Dite che c'è vino di D. E quindi di che bisogna fare un ragionamento su questo comune. Questi sono piccoli robi, sono robi simbolici, ma le robi simboliche a disin c'è che sta da ur. A queste sorestanze di Udin di Cumò non so me, con interessi par da bon, un senso di identità, di comunità cittadina udinese, di identità cittadina udinese, che stedi sui principi svers de tradizione di una democrazia partecipata, di una democrazia diretta, di una sovranità popolare. Bon, a che questo non interessa se la corre anche a gran parte dai cittadini di Udin di Vue, ma ci ringa un po' di guida che il popolo, ci ringa un po' di guida che spioris, ci ringa un po' di fai boins pastors, e mi fases tira fuori argoments e formis de religione, ci ringa un po' di fare i pastors di sentimento, per questi spioris che tant li smenin cui calul e cemut calul di qualsiasi di bande. Resonin su quest e viodin di viodi, un bandi ad ucci.